È una banda organizzata, quella di trafficanti di cocaina albanesi, fermata dagli agenti della squadra mobile di Padova, che hanno arrestato 5 uomini, tutti irregolari sul territorio. Il più giovane ha 31 anni, il più anziano 52 ed è incensurato. Per tutti è scattata la misura della custodia cautelare in carcere. L'operazione, condotta tra febbraio e maggio, ha portato al sequestro di 2,5 kg di cocaina purissima che, tagliata e venduta sulle piazze, avrebbe fruttato 200.000 euro. I 5 avevano messo a punto una tecnica per aggirare i controlli delle forze dell'ordine. Utilizzavano una chat criptata per cui il corriere con lo stupefacente, quando partiva, attraverso questa chat criptata, comunicava col ricevente, che a sua volta doveva trasmettere un codice e dava solo in quel momento le coordinate del luogo dove incontrarsi per lo scambio, per la cessione della droga. A sua volta il corriere doveva rispondere con un altro codice. Se i due codici praticamente non corrispondevano, addirittura facevano saltare l'incontro. Dei 5 albanesi, uno era attivo nell'Interland milanese. Il 31enne, condannato per reati legati al traffico di droga, stava usufruendo di una misura alternativa al carcere, ma non rispettava gli orari di lavoro che gli erano stati imposti, dedicandosi all'attività di trafficante. Tutti e 5 adesso si trovano in carcere. Durante l'operazione sono state sequestrate anche una pistola che era stata rubata a Padova, completa di caricatore e proiettili, oltre a 3 autovetture di grossa cilindrata. È un classico in queste cellule, in questi gruppi, no, attivi nell'ambito ripeto, del traffico di stupefacenti, c'è sempre la disponibilità di un'arma anche per appianare situazioni diciamo di contrasto con gruppi avversi, e quindi ripeto non è stata una sorpresa dal punto di vista investigativo quando abbiamo rinvenuto un'arma che poi era stata rubata all'interno di un'abitazione qui a Padova appena un anno prima.